sempre a quest'ora, all'inizio della settimana, arriviamo con Anteprima Corner, che è un assaggio di quello che poi sarà la trasmissione serale, quella però tutta dedicata al Catania a partire dalle 20:45 su Telecolor. Cominciamo con il Catania, fra poco parleremo anche di Palermo e di Messina. Catania che ha riproposto i vecchi vizi di tutta la stagione anche a Taranto. Per parlare, per approfondire i temi e le questioni di colore rosso-azzurro, adesso mi collego con Alessandro Vagliasindi. Buon pomeriggio Alessandro. Buon pomeriggio. Dicevo prima, Alessandro, che anche a Taranto si sono rivisti i vecchi vizi di quella che è stata una stagione altalenante, con tantissimi problemi per la formazione, per il club del presidente Pelligra, che è atteso comunque in città per la partita con il Rimini di mercoledì, che segnerà davvero probabilmente le sorti di tutta questa annata. Però brevemente ci soffermiamo sulla partita di Taranto. Abbiamo detto i vecchi vizi e i tanti, come dire, i tanti problemi di questa squadra, prima fra tutto quello del gol. Sì, Angelo, il problema del gol che si acuisce soprattutto in chiave esterna per quel che riguarda questo 2024, 6 partite, compresa quella di Rimini di Coppa Italia, giocate lontano dal Massimino nel 2024, 5 sconfitte, un pareggio, un solo gol all'attivo per quanto riguarda il Catania. Questi sono numeri, insomma, non solo da bassa classifica ma da retrocessione. E quindi tutte queste altalene di rendimento, di punteggio, di risultati non sono gratis, Angelo, nel senso che comunque la classifica si muove dal basso verso il centro, e il Catania sta rischiando veramente di restare impelagato fino al collo in discorsi impensabili. Questa è la classifica, La scorsa estate, sì, ha una classifica parziale, Angelo, perché ancora devono giocare diverse squadre, tra cui le squadre che sono proprio subito dopo il Catania in classifica, la Turris per esempio, ma anche il insomma, Foggia. il cui risultato di oggi, parlo soprattutto di quello della Turris, che in questo momento segna il limite della zona play-out, può mettere ancora più in apprensione il Catania e può evidenziare ancora di più questo rendimento disastroso del 2024, in special modo per quel che riguarda i gol fatti e le trasferte. È chiaro che il Catania sì, guarda la partita di mercoledì, ma deve soprattutto guardarsi le spalle, perché se ammesso che la partita di mercoledì dovesse andare bene, è chiaro che c'è una preclusione eventuale in termini di NOIF della FIGC, qualora il Catania restasse appunto impelagato in zona play-out, e quindi dobbiamo cercare di legare la partita di Taranto con quella che ci aspetta, quella di mercoledì. E in che modo la si può legare? La si può legare innanzitutto partendo da una scelta di formazione per mercoledì che tenga conto, Angelo, di certezze, non di ipotesi, di prove, di esperimenti. No, ci vogliono certezze, ci vogliono i giocatori che in questo momento, al di là del cognome che hanno sulle spalle, sulla maglia che indossano, i giocatori più in forma, più in condizione, ma soprattutto da un punto di vista mentale, emotivo, perché questa è una partita, Angelo, che chiaramente può durare anche 120 minuti. È una partita dura perché il Rimini attraverso un picco di forma ed è il momento peggiore per affrontarlo in questo momento, e quindi prima ancora che delle qualità tecniche, delle presunte abilità nella zona offensiva del campo, dobbiamo tener conto del temperamento, del carattere, della capacità di soffrire e soprattutto dell'aspetto dinamico, perché il ritmo in quella partita, quella di mercoledì, sarà decisivo, e il Catania purtroppo in questo aspetto ha palesato dei blackout molto preoccupanti e non è riuscito neanche a realizzare un gol a Taranto, perché spesso e volentieri
attaccava con una velocità di crociera troppo bassa, consentendo al Taranto di creare due linee fitte di 5 giocatori a protezione del portiere Vannucchi, e quindi tutti i varchi, tutte le possibili trame offensive del Catania andavano a sbattere inevitabilmente sul muro del Taranto. Più o meno sarà questo il copione di mercoledì. Il Rimini ovviamente ha 2 risultati su 3 e inizialmente cercherà di aspettare il Catania, quindi il Catania ha l'obbligo di fare la partita, di farla con ritmi, fraseggi adeguati a quello che è la difficoltà dell'impegno e l'obiettivo da centrare, cioè vincere con 2 gol di scarto. E quindi su questo tema secondo me si devono andare a posare le riflessioni di tutti, di Lucarelli in primis, che dovrà appunto schierare in campo la migliore formazione possibile. Alessandro, ti interrompo solo per completezza di informazione, così ricordiamo quali sono le partite che si giocano stasera, che vedono impegnate, dicevi sì, le pericolanti, ma ci sono in campo anche le prime della classe, soprattutto la prima della classe. Le partite sono... Purtroppo noi dobbiamo guardare la coda della classifica. Benevento-Sorrento, queste sono le partite, Foggia-Crotone, Juve Stabia-Turris, Virtus Francavilla-Monopoli. Quindi è davvero, in alcuni casi ci sono delle sfide proprio legate alla bassa classifica, come ad esempio Virtus Francavilla Monopoli. Sono 2 squadre che chiaramente hanno difficoltà, ma poi c'è anche la Turris che gioca sul campo però della prima della classe della Juve Stabia, sì. E poi c'è una Foggia Crotone, altra partita che mette 2 squadre, una in difficoltà, il Foggia, il Crotone, che pare voler uscire da questo momento delicato, e poi Benevento che ha cambiato allenatore. Esattamente, poi c'è Benevento, dicevo prima, il Benevento che gioca in casa con il Sorrento, e quindi là c'è un derby. Questo per chiudere il capitolo campionato. Quindi la classifica, Angelo, la guarderemo meglio domani. Domani, certo. Domani. E capiremo ancora di più i danni che ha prodotto questa ennesima sconfitta del Catania a Taranto. Allora, e quindi su questo ragioneremo meglio domani, poi magari ne riparleremo giovedì, perché giovedì avremo corner dopo la partita di Coppa Italia. Per quanto riguarda invece la stretta attualità, a proposito di Coppa Italia, ricordiamo che noi seguiremo come sempre con diretta stadio anche la Coppa Italia. Lo faremo con una trasmissione, collegamenti come sempre dal Massimino, avremo il pre-partita, seguiremo poi le fasi del match con i collegamenti con Angelo Patanè e con il post gara per sentire le voci dei protagonisti. Certo, sarà indubbiamente una serata, ci attendiamo, di grande spettacolo, perché l'impianto di Piazza Spedini sarà tutto esaurito, non ci sono più tagliandi per assistere a questa gara. Tornando invece alle vicende tecniche, questo è il colore, ma veniamo adesso alle vicende tecniche. È una squadra che è andata in ritiro, un ritiro sì, a pochi passi, diciamo, da Catania. Non più a Belpasso, dove aveva trascorso i giorni precedenti la gara interna con la Juve Stabia. Poi dopo la partita di Juve Stabia si era deciso di sospendere il ritiro per insomma, i casi di influenza che erano stati cospicui appunto nel corso del ritiro, e con l'impegno a ricominciare il ritiro proprio prima della gara contro il Rimini. E in questo senso il Catania ha spostato, diciamo, la base di questo ritiro da Belpasso, si è trasferita ad Aci Trezza, e lì insomma attenderà la partita con Rimini, continuando ad allenarsi ovviamente al Cibalino, al Massimino, e quindi da qui a mercoledì Catania dovrà trovare dentro di sé soprattutto la forza mentale per sopperire a questi continui KO, queste battute d'arresto che certamente non fanno bene, che minano l'autostima, e soprattutto per cercare di colmare questo gap mentale che in questo momento è a favore del Rimini che è reduce da 3 vittorie consecutive in campionato, l'ultima in un derby, quello contro derby, diciamo, di mare, non di regione, contro l'Ancona, tra l'altro in modalità che mettono ancora di più in evidenza lo stato di forma del Rimini, che nel primo tempo ha sofferto, è andato sotto di un gol, e poi in 10 minuti nella ripresa ha realizzato 3 reti, tra l'altro con azioni di buona fattura. Alessandro, ti interrompo. Molto complicata. Sì. No, ti interrompo
perché dobbiamo anche accelerare quelli che sono i Certo. nostri tempi. Volevo solo dire che c'è Sì. ottimismo sul recupero di Samuel Di Carmine, filtrano segnali positivi in vista appunto del pieno recupero dell'attaccante per mercoledì. E poi, visto che l'abbiamo preparata, una grafica dedicata ancora al giocatore che in questo momento forse è quello più in condizione, quello che dà, quello che dovrebbero forse dare un po' tutti, che è Nana Welbeck. Sì. Insieme a Castellini sicuramente è il giocatore su cui in questo momento il Catania può contare, senza se e senza ma. Anche a Taranto, nell'arco di una prestazione complessivamente di squadra deludente, il centrocampista ghanese si è segnalato sicuramente come il più lucido, il più continuo, il più propenso anche al sacrificio. Ha già raggiunto 565 minuti di utilizzo e la statistica che vediamo indicata sulla destra ci dice che appunto è entrato effettivamente nel suo picco di forma Nana Welbeck, perché non disputava da titolare almeno 5 gare consecutive dalla stagione 2020-2021, sempre in C col Catania e sempre con Lucarelli in panchina. Grazie allora ad Alessandro, ci rivediamo questa Ci sera. sentiamo stasera Per Corner, sessione estesa, tutto dedicato al Catania, approfondimenti chiaramente sulla partita con il Rimini. Ci fermiamo adesso, torniamo subito dopo per parlare di Palermo e di Messina. Di nuovo insieme per Anteprima Corner, come promesso adesso andiamo a Palermo e anche a Messina. Cominciamo da Palermo dove c'è Marco Gullà, ma vedo anche collegato Sergio Colosi. Allora do il benvenuto e il buon pomeriggio a entrambi, che vedo già. Buon pomeriggio. Tanto Sergio, grazie anche a Marco Gullà, Angelo, che è collegato con noi. Per il Palermo non c'è tempo di pensare a nulla perché di fatto si torna di nuovo in campo e c'è poca roba da poter insomma considerare. Questo pareggio ha in qualche modo evidenziato forse qualche difetto che si era visto quest'anno nella squadra di Corini, che non ha saputo chiudere definitivamente la partita con la Cremonese. Era già accaduto altre volte. Che cosa è capitato secondo te? Troppa certezza, troppa sicurezza a un certo punto, visto che il doppio vantaggio li metteva in una condizione di stare abbastanza sereni? Ma sì, Angelo, è probabile che appunto un po' di pressione il Palermo l'abbia avvertita. Non è nuovo però a questi blackout, è già successo diverse volte, è successo a Como, è successo a Parma, è successo anche in casa, quindi insomma il Palermo ha una sorta di difetto di fabbrica, quello appunto di staccare la spina magari improvvisamente quando sente che la partita può essere sua. In questo caso l'ha staccata per alcuni minuti e la Cremonese ha pareggiato. Merito ovviamente alla formazione grigiorossa, che ha dimostrato di avere carattere, di avere attributi, però certamente il Palermo doveva portarla a casa. Infatti è un pareggio che ha quasi il sapore della beffa, quello dello Zini. La classifica dice che in questo momento, tanto la stiamo anche vedendo, il Palermo è sempre lì, è sempre in scia, può ancora ambire alla promozione diretta perché il secondo posto dista soltanto 2 punti. A dire il vero anche il primo posto non è che sia poi distantissimo, non c'è una distanza siderale dal Parma, sono 9 punti e tra l'altro il Parma deve giocare al Barbera contro il Palermo, quindi sicuramente ancora tutto alla portata. Poi è ovvio che quando ti ritrovi lì, stai per vincere una partita fondamentale, hai 3 punti quasi in tasca, devi soltanto gestire il risultato, invece addirittura permette alla Cremonese di pareggiare e forse anche di andare vicino anche al vantaggio, perché c'è stata un'occasione importante proprio per la squadra di Stroppa. Allora vuol dire che qualcosa ancora non va, che qualcosa ancora va aggiustato, che qualcosa va migliorato, e sicuramente Corini lo sa e deve lavorare proprio su questo aspetto. Domani ovviamente altra sfida abbastanza importante, c'è un turno infrasettimanale, proprio la gara contro la Ternana dell'ex Diachite, che tanto bene sta facendo con la maglia appunto rosanera. È stato lui a fare l'assist a Ranocchia. Ranocchia è un altro giocatore sicuramente importante di questo Palermo 2.0 e probabilmente anche Corini ha sbagliato a sostituirlo a metà ripresa, insomma in maniera abbastanza inspiegabile, perché sì, Ranocchia era ammonito, però non puoi
privarti di un giocatore così importante e fondamentale in un frame cruciale della gara, assolutamente. Allora sentiamo Ranocchia sulla partita della Ternana intanto e poi dice qualcosa anche sul suo contributo alla squadra. Non c'era audio, non abbiamo sentito Ranocchia, magari se riusciremo lo riproporremo più avanti. Intanto però parliamo di questa partita con la Ternana. Angelo, può essere sicuramente una partita che può riaprire intanto sicuramente la lotta alla promozione diretta per quanto riguarda il Palermo, se mai fosse stata chiusa anche dopo il pareggio dello Zini, perché ancora insomma di partite ce ne sono tante, però è una partita molto delicata, molto problematica. Perché? Perché il contraccolpo psicologico che il Palermo ha avuto dopo appunto il pareggio così blitz, definiamolo così, della Cremonese, è ovvio che è abbastanza importante, quindi mentalmente, psicologicamente questa squadra deve intanto riprendersi da questo pareggio e poi affrontare una gara che sappiamo benissimo non è come in Serie A, quando le prime sulle ultime vincono quasi sempre, vedi l'Inter, il Milan, la Juve dico e basta, perché poi insomma le big sono quelle in Serie A. In Serie B invece la prima può anche perdere con l'ultima, quindi il Palermo, che tra le prime, può anche insomma arrancare sicuramente con una delle ultime squadre di questa classifica, quindi è sicuramente una gara molto ma molto delicata. Poi da capire inoltre quali saranno gli uomini che Corini sceglierà per questa partita. Io credo che, non so se farà ampio turnover, però sicuramente degli uomini in questo momento non sono al top della condizione. In attacco potrebbe cambiare qualcosa, ad esempio Corini è molto legato alle gerarchie, ma in questo preciso momento della stagione occorrono giocatori che abbiano benzina sulle gambe, e uno di questi è Traoré. Ha giocato pochissimi minuti ed è andato vicinissimo al gol. Abbiamo visto un'azione, abbiamo capito che questo ragazzo ha sicuramente della stoffa, ha sicuramente delle qualità, e perché non schierarlo allora dal primo minuto? Ovviamente sono tutti che adesso e poi ci salutiamo, ma tu ci racconterai della conferenza stampa di Corini ovviamente nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Sentiamo Ranocchia. Loro sicuramente verranno con il sangue agli occhi, perché vogliono portare a casa dei punti, ma noi siamo ancora più determinati e arrabbiati, soprattutto dopo questa partita, e vogliamo a tutti i costi portare la vittoria a casa. Le ultime partite ci hanno dato sicuramente consapevolezza, e quei 5 minuti non ci devono togliere nessuna convinzione. Ecco. Ci sono sicuramente delle cose da migliorare, ma come dopo tutte le partite, insomma, ma la convinzione e la consapevolezza deve rimanere comunque sempre la stessa. Allora, le parole di Ranocchia sulla partita intanto di domani con la Ternana, ma anche quella di sabato giocata con la Cremonese e pareggiata con la Cremonese. Grazie a Marco Gullà. Grazie a voi. Buon pomeriggio a te. Adesso andiamo a Messina. Una pioggia battente, è un campo difficile su cui giocare, ma anche tanto vento, nonostante insomma il Messina giocasse contro quello che è la seconda forza poi di questo campionato, non si è fatto intimorire, era sotto di 2 gol, significa che questa squadra ha tanto carattere, tanta voglia da mettere sul terreno di gioco, perché non è mai doma. Sergio. Sì, Angelo, il Messina è una delle sorprese di questo campionato in positivo, perché continua a fare bene, continua a mettere massimo impegno, tanto cuore in campo, ma anche tecnica e qualità con i suoi calciatori. Ieri credo che la definizione più bella l'abbia data il tecnico del Picerno Longo, nel momento in cui, nonostante la pioggia, il vento e davvero condizioni climatiche complicate e avverse, nonostante questo le 2 squadre hanno giocato una bella gara, uno spot per il calcio, l'ha definito Longo, e si è detto da quello che è il
secondo allenatore in questo momento che nel campionato di Serie C Girone C non può far altro che far piacere al Messina, che nonostante i 2 gol subiti nel primo tempo, il tecnico Modica ha preferito tenere Manetta in panchina anche per qualche leggero problema fisico, ma soprattutto preservarlo per il prossimo impegno, tenuto conto che è diffidato. E in difesa c'è stato qualche problema nel primo tempo con la doppietta di Sant'Arcangelo. Il Messina però nella ripresa è letteralmente trasformato a senso unico, nonostante il gol annullato a Ragusa. È riuscito prima a dimezzare le distanze con Emmaus e poi pareggiare con un grandissimo gol da parte di Zunno, e nel finale ha anche cercato di vincerla questa gara, a dimostrazione di quella che è la mentalità del Messina, aiutato anche oggi da una classifica che è più che positiva ed incoraggiante. Sergio, facevi riferimento a Zunno, bel gol il suo, allora andiamo a sentire che cosa ha detto nel post gara. Sicuramente penso che sia il gol più bello che io abbia mai fatto. Ho visto Frisenna vicino all'area, ho pensato che quella palla potesse arrivare sul secondo palo e l'ho impattata perfetta e ho fatto un bel gol. Vorrei tanto sbloccarmi anche fuori casa, mi manca il gol fuori casa, spero che arrivi il prima possibile. C'è da fare i complimenti alla squadra perché abbiamo fatto onestamente un brutto primo tempo, però siamo stati bravi a rimanere in partita, siamo entrati il secondo tempo con voglia, determinazione e l'abbiamo ribaltata. Una sintesi perfetta nelle parole di Zunno per quella che è stata la partita del Messina, ma anche quello che ha fatto e quello che magari vorrebbe, cioè un gol fare e un gol in trasferta. Sergio. Sì, l'unico neo di Zunno è che è di proprietà della Cremonese, per cui fine stagione andrà via e poi dipenderà da quello che sarà il destino del club lombardo, decidere se tenerlo per la Serie B oppure darlo in prestito a qualche altra squadra, ma certamente è uno dei giocatori più positivi del Messina dopo la fase iniziale complicata sia per la squadra e anche su a livello personale, ma poi è definitivamente esploso e oggi è davvero tra i leader, gli manca solo il gol in trasferta. E a proposito di gol in trasferta possiamo dire e anticipare quella che con ogni probabilità sarà la tua domanda, cioè certo, dove il Messina giocherà la prossima gara in trasferta, delicata, importante, contro l'ultima in classifica ma fondamentale in chiave salvezza, a Brindisi, sabato prossimo alle 18:30, ma l'inizio del mese di marzo è fondamentale anche per i prossimi impegni, perché il Messina mercoledì poi ospiterà il Crotone e la domenica successiva, per cui domenica 10 marzo, giocherà a Benevento contro l'ex tecnico giallorosso Gaetano Auteri, a dimostrazione che le prossime 3 gare potranno dire qualcosa di più rispetto ad una classifica che oggi recita un vantaggio di 8 punti sulla zona play-out e 3 punti di ritardo sui play-off, ma stasera si giocano altre partite che riguardano sia l'una che l'altra parte della classifica e quindi queste distanze varieranno. Grazie, allora, grazie a Sergio Golosi, buon lavoro, ci racconterai in settimana le vicende del Messina. Noi con Anteprima Corner ci fermiamo qui, ricordo che questa puntata la potrete rivedere anche sulla siciliaweb.it. Noi ci ritroviamo su Telecolor stasera alle 20:45 con Corner, puntata estesa dedicata tutta al Catania, alla vigilia chiaramente della sfida con il Rimini, la semifinale di mercoledì. Parleremo anche chiaramente della sconfitta di Taranto. Buon pomeriggio.